Vorrei andare all'estero, negli Stati Uniti tipo, perché ho amici là e quindi saprei già dove trovare, tipo alloggio e cose varie, insomma, ecco. Dove vieni tu? Marostica. 53.000 contatti avviati in poco più di un anno con giovani alla ricerca di un lavoro e quasi 7.000 di loro che in Veneto hanno attivato un percorso di formazione e un tirocinio trovando occupazione. Questa è Garanzia Giovani, programma che coinvolge persone tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti nemmeno nei centri per l'impiego. Il Veneto è stata la prima regione ad attivarlo e sono soprattutto le province di Vicenza e Treviso, ma anche Padova, ad essere coinvolte, con circa 4.000 ragazzi per ognuno di questi tre territori a scegliere il percorso di formazione. Anche tra i trevigiani la maggior parte ha un diploma superiore o una laurea in tasca che vuol far fruttare al Premier Matteo Renzi in visita in Veneto pochi giorni fa un messaggio di ottimismo. Può stare sereno con noi perché il percorso di Garanzia Giovani, questo progetto in Veneto sta realizzando 22.600 persone che hanno attivato un patto di servizio, cioè un giovane che si è messo a disposizione. Viene preso in carico e oggi, mentre noi parliamo, sono quasi 9.000 i tirocini attivati. A Piazzola sul Brenta il Bootcamp, giornata di orientamento professionale e festival della ristorazione per 500 giovani, 10.000 le aziende disponibili in Veneto a offrire opportunità, molti però preferiscono esperienze all'estero. L'Europa ha dato alla nostra regione quasi 83 milioni di euro per Garanzia Giovani, noi oggi ne abbiamo già stanziati quasi 80 milioni e i risultati si vedono. Io ho un mio parente che ha un ristorante all'estero, quindi cercherò di andare a lavorare all'estero. Dove? In America. Da Mestre. E Progetti per il futuro? anch'io di andare all'estero, però verso sulla pasticceria, non come lui in cucina normale. Preferirei pasticceria verso Germania, Australia. In media il 40% dei giovani che partecipano ai progetti trova lavoro al termine del percorso, ma c'è anche chi smarrisce la strada. Qualche volta accade, ahimè, che sono i giovani che non si presentano all'orario giusto, che non si presentano per l'occasione di lavoro e su questo una strigliatina va data anche al modello educativo e magari a qualche famiglia che preferisce tenerlo a casa invece di fargli provare un buon posto di lavoro.